Scuola di magia con Claudio Borghi Aquilini. E rieccoci qua alle 9:41 minuti e 25 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Scuola di magia, io sono l'apprendista stregone, ovviamente, Antonino Danna, ma il wizard in chief è lui, è il senatore Claudio Borghi. Buongiorno senatore. Buongiorno. E allora, oggi parliamo di libri. Oggi parliamo di libri, se vi va, sì. Oggi parliamo di una libri buona perché... lettura ci vuole, fa bene allo spirito e a ragionare. Cosa ha scritto di interessante, senatore? Ma dunque, è dall'altro ieri, credo, ordinabile, finalmente dopo, mi verrebbe da dire, dopo 20 anni, il libro che ho scritto, che si intitola appunto 20 anni di sovranismo. E dico dopo 20 anni perché insomma è quasi vero, cioè in una maniera o nell'altra è un libro che ho scritto man mano negli anni, man mano che succedeva qualcosa che secondo me insomma valeva la pena e di cui magari abbiamo parlato tante volte qua in diretta su queste magiche frequenze che hanno, diciamo, che ha caratterizzato buona parte delle svolte che abbiamo commentato qui negli ultimi anni. Infatti, se uno lo legge, perché adesso è possibile prenotarlo e arriverà in mano, ecco, diciamo così, finalmente profumato con la bella sana carta stampata, arriverà il 16 maggio. Però si può prenotare già da adesso appunto su tutte le varie piattaforme di vendita libri, oppure cosa anche che non sarebbe male, andando a prenotarlo in libreria, così si dà anche lavoro agli amici librai. Il fatto di avere in mano il libro poi e di poterlo leggere quindi fra qualche giorno, si fa capire che è scritto diverso, per dire, dai primi capitoli rispetto agli ultimi, perché ci sono tanti anni di mezzo dove il mondo è cambiato, dove l'abbiamo un po' raccontato con diciamo anche qui con l'espediente di far vedere i trucchi, no? della scuola di magia. Io mi ricordo un libro che insomma all'epoca, quando da ragazzino lo comprai, avevo grandi aspettative, era il manuale di Paperinik. Sì. Non so se qualcuno magari della mia età si ricorda che uscivano fuori i manuali della Disney, no? Io ho fatto a tempo ad avere quello delle giovani marmotte. Delle giovani marmotte, esatto, c'era il manuale delle giovani marmotte per chi si sentiva un po' intraprendente all'aria aperta, ecco, mettiamola così. C'era il manuale di Nonna Papera, che era quello che serviva per fare le ricette per cuoche o cuochi in erba, e poi c'era il manuale di Paperinik, che era per chi voleva fare i giochi di magia. Ecco, a me piacevano i giochi di magia e quindi avevo comprato il manuale di Paperinik. In questo caso penso che il mio libro possa essere una specie di manuale di Paperinik per chi vuole ricordare come e che cosa è successo per arrivare dove siamo arrivati e come eventualmente uscirne. Per diciamo gli appassionati, proprio quelli che ci seguono da tanti anni a tanti anni, oltretutto c'è anche una sorpresa, vale a dire c'è la ristampa del famoso Basta Euro. Quindi il manualetto che la Lega stampò e distribuì in, se non mi ricordo male, più di 100.000 copie per accompagnare la
campagna elettorale, la prima del segretariato di Salvini, quella delle elezioni europee del 2014, dove si spiegava insomma cos'erano i danni della moneta unica e perché tante cose che non tornavano, tante cose che erano difficili da capire, tante cose che avevano portato e tuttora ci hanno portato a problemi di mancata crescita, di salari da fame, di disoccupazione e insomma un mondo che è un po' diverso rispetto a quello che ci saremmo aspettati di avere e che tuttora sta facendo tutta una serie di danni di cui difficilmente ci rendiamo conto della portata, derivavano da alcune scelte economiche. Una di queste era la questione della moneta unica, per cui diciamo che sono 20 anni di sovranismo perché voglio raccontare, insomma, in questo libro, e ci sarà raccontato in prima persona, spero che oltretutto anche in una maniera un po' divertente, insomma, un po' spigliata. Voi sapete che io diciamo mi trovo bene sul testo breve, ecco. Sì. Cioè, odio scrivere libri, no? Quindi mi va bene il tweet, mi va bene il messaggio su X, mi va bene alla peggio l'articolo di giornale, no? E similari. Mi trovo molto meno a mio agio sulla dimensione del libro, quindi ho cercato di fare tutta diciamo, il riepilogo di questi 20 anni in situazioni che si possono leggere in modo molto veloce, quindi non è che ci saranno chissà che studi o chissà che cose complicate, si può leggerlo veramente come una storia molto, molto veloce, molto facile anche da leggere, ma che dura quasi 20 anni perché inizia da il momento in cui uno, nello specifico io, decide di diventare attivista. La comunità della Lega è una comunità di militanti e quindi è una cosa che tutti più o meno capiscono, no? Cosa voglio dire, ma in generale secondo me in tanti non la capiscono, perché la stragrande maggioranza della gente protesta, bofonchia, dice che le cose non vanno mai bene, mugugna e poi magari non fa niente e non va nemmeno a votare, no? Esatto. Ecco, questa cosa qua è non dico il male, ma è la risposta sbagliata ai problemi, perché è ovvio che se io mugugno, se io dico che le cose non vanno bene, se io dico che questa cosa è sbagliata e poi alla fine non faccio nulla di mio per cercare di cambiarla, neanche andare a fare una X su una scheda magari una volta ogni 5 anni, mi spiace, ma non ci siamo, insomma, non sarà certo il mio mugugno che cambierà le cose. Allora viene da pensare che forse tutto sommato quello che c'è può essere che magari non ti stia così male, ecco, e forse tu non sei veramente motivato a cambiarla. Viceversa, diventare attivista vale a dire a un certo punto ribaltare in modo figurato il tavolo e dire no, ma basta, cioè nel senso anch'io devo fare qualcosa di mio, qualsiasi cosa per cercare di dare il mio contributo per cambiare le cose. È un momento secondo me che deve essere ben chiaro nella nostra vita. Nel caso mio è descritto abbastanza bene e questo momento si situa più o meno alla fine del 2025 e quindi nel 2025, scusate, nella fine del 2005 e quindi è per questo che parlo di 20 anni di sovranismo, quando all'epoca, non so se vi ricordate, stava finendo uno dei governi di centrodestra e arrivava come nuovo governo il governo Prodi,
Il governo Prodi, lo so che alla mattina a un certo punto dire questo nome a qualcuno magari rischia di andare per traverso il caffè latte o similari, però insomma serve a farvi capire che ognuno ha a un certo punto un punto dove uno dice vabbè ora basta, no? Cioè, e il governo Prodi è quello che era, se uno si ricorda, il governo Prodi del 2006, quello infarcito di comunisti, dove c'era Bertinotti, presidente della Camera, c'era, tanto per ricordare un po' di soggetti che magari sembrano dimenticati nel tempo, c'era Rosy Bindi, c'erano tutti questi bei personaggi, c'era come ministro dell'economia Padoa Schioppa, c'era un soggetto quindi che diceva Quando che disse che le tasse erano bellissime. Perfetto, diceva che le tasse erano bellissime, diceva che i giovani dovevano essere avvicinati alla durezza del vivere, che aveva come viceministro quello che appunto in ossequio al discorso che le tasse erano bellissime pensava bene di tassare qualsiasi cosa si muovesse, che era il ministro Visco, che forse qualcuno, ahimè. Senatore, ma lei se la ricorda la copertina che fece il manifesto, quella con lo yacht Anche i ricchi piangono? Anche i ricchi piangano, è come dimenticarselo, no? Madre de Dios, Certo. però pure lei che mi viene a ricordare sti incubi. Beh no, perché poi sai, ogni tanto è utile perché uno in questo momento no, e lì pensa che si vada male adesso, no? Io mi ricordo, vabbè, Anche i ricchi piangono. un film sempre di quando ero un po' più giovane, che si chiamava Top Secret, che era un film stupidissimo, no? Andavano di moda quelli del genere demenziale, ma c'era il protagonista che era una parodia di un agente segreto che era torturato dai nazisti, no? Allora, Sì. mentre questo era torturato dai nazisti, a un certo punto no, deve cercare di resistere alla tortura. E allora chiude gli occhi e pensa a quando era al liceo, no? Allora che correva e dice no, devo fare l'esame. Ma no, ma come è finito? Sei arrivato tardi, no? E lui no, come sono arrivato tardi? Come? Poi dopo apre gli occhi e vede che sta solo venendo torturato ai nazisti e quindi dice che meraviglia, adesso sto bene. Questo serve sempre ogni tanto a ricordare come eravamo messi. Secondo me è utile, no? Dove questo gaglioffo di Prodi utilizzava i manifesti con gli yacht di 40 metri, che peraltro all'epoca avevo fatto pure un articolo per raccontarlo, quel manifesto era uno yacht di un principe arabo peraltro, no? Quindi immaginate che il cazzo c'entrasse con le tasse agli italiani e mentre diceva anche ricchi piangano, arrivavano un botto di tasse sulla casa, gabelle e così via, cose che poi sono successe altre volte perché da lì in poi c'è stato Monti, ci sono stati i risolini di Sarkozy e della Merkel, c'è stata la crisi della Grecia con lo spread, quindi immaginate quanti strumenti di tortura, no, ci sono stati in passato, che tutto sommato vedete che gli errori che pure ci sono e le cose fatte non benissimo da questo governo, che ogni tanto le sbaglia anche lui, no, ai seminari, ma insomma serve anche a rimettere un po' tutto in proporzione, ecco, rispetto a quanto si potrebbe stare male. Però ecco, in quello specifico, quel governo lì, quel governo Prodi, quello che tassava tutti, quello che era tenuto su dai senatori a vita, vi ricordate, no? Che ogni voto al Senato era una sofferenza perché bisognava portare la Rita Levi Montalcini di peso, no? A votare contro. Ecco, quella roba Ricordo lì ne portarono uno in carrozzella addirittura, non era un senatore a vita però, era uno dei loro deputati. Era in ospedale, erano andati a prenderlo. Esatto, no? l'avevano preso in ospedale. Poi c'erano quelli eletti all'estero, sempre per completare il ricordino, che a ogni voto mettevano fuori il conto,
dicendo ti serve il voto? Ecco, mi servirebbero per favore 8 consolati in più, 7 musei in Cile, no? E così via. C'era Razzi. All'epoca il rappresentante degli italiani all'estero che metteva fuori il conto su qualsiasi voto si chiamava Pallaro, non so se anche di qualcuno se lo ricorda, il senatore. Detto ciò, in questo allegro mondo, a un certo punto c'è un Borghi che all'epoca lavorava in borsa, quindi aveva una posizione importante, stimata, ben retribuita. Questo per dire che non è che occorre sempre essere disperati, no? Per a un certo punto diventare attivisti. Quindi ero uno che guadagnava tantissimo, cioè nonostante tutto, perché ero dirigente di banca internazionale, insegnavo già in università, insegnavo già economia degli intermediari finanziari, così di questo tipo. A un certo punto ho ribaltato, no? Cioè il tavolo, dicendo basta, cioè non ne posso più di questa gente che dice e fa delle cose che non stanno né in cielo né in terra, e non c'è un cavolo di nessuno, né in università dove insegnavo appunto, e dove erano tutti lì anche loro a mugugnare, ma guai a qualcuno che alzasse il ditino per dire che stavano facendo sciocchezze, no? Perché se no poi dopo ci andiamo di mezzo, poi dopo può essere pericoloso esporsi, no? E così via. Ecco, in quel mondo che dove le cose stavano andando malissimo, e nessuno aveva il coraggio di alzare il dito per dire che le cose non andavano bene, un più giovane Borghi a un certo punto gli sono girate le balle e ha detto no, basta, cioè adesso bisogna fare qualcosa, anche esponendosi in prima persona, e prese il telefono, chiamò la redazione del giornale, dove rispose un giornalista che si chiamava Alessandro Rocchi, che era il capo della sezione politica, e in modo del tutto ingenuo gli disse: buongiorno, sono Borghi, sono un dirigente di banca internazionale, insegno in Cattolica, quindi sono un professore incaricato in Cattolica di intermediari finanziari e così via. Vi serve qualche articolo tecnico che smonti alcune delle sciocchezze che stanno facendo o dicendo questi di questo governo? Quello dall'altra parte un po' perplesso, no? Perché dice: ma chi cazzo è questo? In buona sostanza, però invece fu, come dire, si comportò in modo diverso rispetto a quello che fanno normalmente gli attivisti quando vedono qualcuno o sentono qualcuno che decide di unirsi a loro, perché per la maggior parte dei casi l'errore che fanno quelli che sono già attivi di loro è dire no, vabbè, ma le faremo sapere. Ecco, in questo caso invece lui ne parlò col direttore, che all'epoca era Maurizio Belpietro, e disse: sì, guardi, ci interessa, e mi convocarono, mi chiesero appunto cosa volevo fare, di cosa volevo parlare o seminari. Io scrissi il mio primo articolo contro delle decisioni economiche sbagliate che stavano venendo fatte appunto dal ministro Padoa-Schioppa, e me lo pubblicarono in prima pagina, no? Proprio appena il primo che feci. All'epoca i giornali erano un po' più importanti rispetto a quelli di adesso, il giornale tirava 200 e passamila copie, e quindi insomma fu, direi, un momento di inizio, poi di 20 anni di attivismo politico che ancora insomma mi accompagna e che mi porta a essere qui oggi con voi a parlare sì del mio libro, ma in generale insomma di come migliorare questo paese. Adesso so che tu hai il jingle. Esatto, jingle, e poi apriamo il telefono allo 0292947222 tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ladri e rapine?
Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. E rieccoci alle 10, 1 minuto e 18 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, Scuola di Magia, che il senatore Claudio Borghi e Antonino Danna al microfono con voi. 20 anni di sovranismo, dall'euro a Trump, e il suo ultimo volume per i tipi di Guerini e associati. Tra l'altro, senatore, c'è qua un messaggio che viene lasciato su Facebook dalla nostra Elena, che ci sta seguendo. Io mugugno ma vado sempre a votare, e poi dice basta euro, lo tengo gelosamente nel mio salotto, peccato sia rimasto un sogno. E in effetti uno potrebbe anche chiedere basta euro, però siamo ancora nell'euro. Cosa è andato storto nel mentre? Allora, innanzitutto ci sono il fatto che siano 20 anni di sovranismo fa capire che le guerre spesso sono lunghe. Infatti noi ci ricordiamo la guerra dei 6 giorni in certi casi, ma magari c'è anche la guerra dei 100 anni. Ora, nella via di mezzo non si sa, però c'è la guerra dei 30 anni, ci sono guerre che sono durate tanto, e soprattutto pensiamo a cos'è stato il periodo dell'indipendenza italiana, insomma i moti del 20, i moti del 30, i moti del 48, infatti uno degli inizi, cioè l'inizio, quello che uno leggerà sulla quarta di copertina, è un dialogo fra me e non è segnato fra chi, ma è fra me e Alberto Bagnai, dove ci si diceva che cosa stavamo facendo, no? Cioè, dice, ma ce la faremo? E dice, non è che poi magari siamo come, non so, i fratelli Bandiera che provano a fare la rivoluzione e la rivoluzione dura 5 minuti, li beccano sulla spiaggia e li impiccano, no? E dice, sì, ma se anche fossimo come loro, poi dopo è vero, li hanno impiccati, ma hanno ispirato altri che sono arrivati dopo, no? Per cercare, per seguire il loro ideale. E dice, vabbè, forse magari è meglio evitare, insomma. Però l'idea è questa, cioè al momento cos'è mancato? Beh, è mancata quello che in una maniera o nell'altra avevamo definito subito all'inizio, vale a dire un appoggio internazionale. L'idea che l'Italia potesse fare qualcosa da sola contro tutto il mondo, sebbene sia un ideale romantico, è un po' complicato. Quindi io penso che anche ai governi di centrodestra, insomma, sia sempre tremata la manina, anche se avessero avuto voglia di farlo. Si racconta per esempio cosa si diceva dentro nel libro, cosa si diceva dietro le quinte, in quello che avrebbe dovuto essere il governo più rivoluzionario della storia, vale a dire il giallo-verde, no? Dove 2 partiti che erano i più antisistema possibili, no? Perché questi non hanno fatto niente, e poi lì si racconta cosa si diceva, cosa si pensava e cosa dicevano soprattutto magari i nostri amici, fra virgolette, del Movimento 5 Stelle di quell'epoca, che avevano tutte le intenzioni di fare qualsiasi cosa tranne che una rivoluzione, perché stavano molto bene così com'erano, ecco, mettiamola così. Però avevano scoperto che il tonno era buono. Avevano scoperto che il tonno era buonissimo e che la guerra alle poltrone andava bene se le poltrone erano degli altri, invece se erano loro, allora le poltrone andavano perfettamente bene. E più altri, insomma, virgolette segreti, no? Che vi lascio scoprire quando leggerete il libro. Però una delle cose che ho sempre raccontato, spiegato anche su queste frequenze, è che è utile avere qualcuno per fare la guerra. La guerra al mondo spesso e volentieri si perde, ecco. Basta vedere
adesso cosa sono le resistenze che trova Trump, non per uscire dall'euro, perché fortunatamente hanno il dollaro, ma per cambiare in parte un sistema economico che è quello del globalismo, e stiamo parlando di uno che ha potere virgolette assoluto nel suo paese, ed è a guida del più potente Stato del mondo. Insomma, pensare che l'Italia da sola potesse cambiare qualcosa è un po' difficile, però era necessario per noi cominciare a far circolare queste idee in modo tale da essere pronti quando ci fosse stato qualcuno per diciamo così, associarsi a queste battaglie. E insomma, il fatto che siamo arrivati dopo 20 anni è il motivo per cui io l'ho chiusa qui, ecco, perché sennò poi altrimenti avrei fatto come avevo fatto in passato, no? che non lo pubblicavo mai il libro, perché dice ma un punto d'arrivo ci vorrà pure, no? E per me uno di questi punti d'arrivo è proprio l'arrivo di Trump. Insomma, è forse la prima volta dove abbiamo qualcuno che almeno, insomma, in apparenza, poi ormai non mi fido più di nessuno, ma almeno in apparenza sta provando a cambiare qualcosa, a cambiare l'ordine costituito. Lo fa a modo suo, in modo molto americano, ecco, mi verrebbe da dire, no? In modo molto da saloon del West, però almeno ci sono delle scosse, gli americani le chiamano le shockwave, no? Sì. delle onde, no, d'urto che in qualche maniera stanno scuotendo questo sistema. E se noi non fossimo pronti o non fossimo stati pronti, informati su come e perché sono le ragioni di questa situazione che ha portato all'arrivo anche di Trump, perché insomma poi i meccanismi economici dell'impoverimento, della globalizzazione, della delocalizzazione del lavoro, no? E così via sono comuni ai nostri, poi non saremo mai pronti a reagire. Invece adesso fortunatamente lo siamo, e alcune cose molto importanti, come per esempio riuscire a evitare trappole letali come quelle del MES e similari, sono frutto di quel lavoro, quindi non è del tutto inutile. Dall'euro si uscirà, perché o usciremo noi o uscirà lui da noi stessi, mettiamola così, perché è un progetto talmente fallimentare che, così come quello dell'Unione Europea, che non può andare avanti per sempre. Però prima dobbiamo essere pronti noi a capire come funziona, e credo, secondo me, che insomma anche questo libro aiuterà a migliorare la consapevolezza, ecco, di quello che abbiamo fatto, di quello che bisogna fare, di quello che c'è ancora da fare, e dov'è la direzione in cui dobbiamo andare, in modo tale da essere pronti. Ecco, intanto ricordo a chi ci sta ascoltando 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 0292947222 se volete telefonare. Senatore, posto che questo libro non è naturalmente diciamo così, un libro di uno di quei reduci del quarto quadrato del 49, ma è invece un libro appunto che racconta un'evoluzione, io le vorrei chiedere intanto: ha ancora senso dirsi sovranisti in quest'epoca? Lo so che sembra una domanda retorica, però le dico anche che ci sono 2 chiamate in coda. Se vuole meglio prendiamo prima le telefonate. Ma comunque rispondo subito. Cioè, Sì. sovranista è un termine che non mi piace, non ci piace, non indica quello che veramente vogliamo essere, ma è anche una cosa che ormai è nel linguaggio comune. E quindi, per dire, anche gli impressionisti non erano contenti di essere chiamati impressionisti, mi verrebbe da dire, ma poi alla fine, insomma, ormai se siamo capiti, ecco, no? E quindi va bene tranquillamente come nome, perché almeno capiamo di che si parla, ma stiamo parlando di qualcuno che, insomma, specialmente per un leghista, vuole una cosa molto semplice che ci ricordiamo molto bene, cioè vuole essere padrone a casa sua, ecco, e questo tutto qua.
Benissimo, allora prendiamo le 2 telefonate. Pronto, chi è là? Sono io, tocca a me. Buongiorno. Sì, buondì. Buongiorno anche a Borghi. Allora, mai come in questo momento, con quello che sta succedendo, grazie a Dio, nel mondo, con l'arrivo di Trump e di Putin, ma soprattutto di chi c'è dietro loro, l'asse Roma, Washington e Mosca deve essere più forte che mai. Quindi mai come in questo momento voi, e se non lo fate voi della Lega, lo faranno altri partiti tipo Forza del Popolo, Italia Sovrana e Popolare. È il momento di scardinare, perché è il momento in cui questa Unione Europea nazista è veramente molto debole. Quindi dovete approfittare, se volete rimanere coerenti con quello che avete sempre predicato, mai come in questo momento potete dare una spallata definitiva a questa Unione Europea morente. Quindi vi conviene davvero farvi avanti, perché se no lo farà qualcun altro. Grazie mille, buon lavoro. Seconda telefonata, pronto, chi è là? Sì, ciao Antonino, sono il Walter, buongiorno anche a Claudio. Poi, ciao Walter. Ciao, io il libro l'ho ordinato, mi arriverà per il 20 di maggio e spero che assieme ci sia anche una confezione di Malox, perché prevedo già dei mal di stomaco, bruciori forti. Sì, no, seguo Scuola di Magia dall'inizio, quindi so quello che mi aspetta. L'ho comprato consapevolmente, ci tengo a ribadirlo. Volevo dire questo, grazie a Borghi, il catasto, la revisione del catasto non è passata per l'intervento da agente segreto tipo Mission Impossible che è riuscito a fare lui. Però nel libro una domanda se ne parla nel libro anche di questo. Infatti, no, conosco tutta la storia, l'ho sentita raccontata da lei per filo e per segno, quindi leggendola poi la trasmetterò a chi di dovere, cioè a tutti gli amici che non capiscono un cazzo. Scusi, Claudio. Volevo dire questo. Una domanda. Io pago di IRPEF tra comunale, regionale e nazionale 1.300 euro di trattenute su una pensione di lordo da 4.100 euro. Sono ricchissimo. La domanda è, questo shock che Trump vuole dare negli Stati Uniti, ma se noi in Italia quei 17.000 euro all'anno, mettiamolo così che fa più effetto, che pago io di IRPEF, invece di 17 diventassero 10.000, quei 7.000 euro che mi entrano di più in tasca, secondo i compagni che sono in Parlamento, dove vanno a finire? In viaggi, in spese, cioè rientrerebbero nell'economia. Allora sta cazzo di IRPEF, Borghi, io lo so che sto chiedendo di andare contro i mulini a vento, però riduciamola, perché è impossibile che una persona, un pensionato che ha già pagato, ha quindi un reddito differito dopo 44 anni di lavoro, debba ancora pagare 1.300 euro, quindi il 35% di tasse su soldi che sono già stati tassati all'origine. Io ringrazio, stima infinita anche Antonino. Grazie. Per quanto lui, senatore, non è della nostra parrocchia automobilistica, mi ha confessato che lui è un adepto del grande Satana di Monaco di Baviera. Lei ride, ma lei si rende conto io con chi devo combattere il giorno. Vabbè, senta, le leggo anche queste 3 zappe che sono arrivate. Ciao Claudio, io ero entusiasta dei mini bot che speravo sostituissero gradualmente l'euro. Pazza idea la mia. Abbraccio Angelo da Biassono. Ancora, caro Borghi, io ho il libretto no euro ed ero nei banchetti a spiegare. Oggi vediamo che quel libretto non conta nulla. Ne avete parlato nel congresso, Maurizio? Infine Stefano, un messaggio per il senatore. Non vedo l'ora di leggere, ma devo ammettere che sarà molta la delusione se non ci sarà neanche un accenno ad essi. Gli economin per fermare il declino, di cui ricordiamo l'esordio. Fu il Twitter in cui, contestando un grafico, sbagliò clamorosamente le unità di misura. Saluti da Stefano. Prego, senatore.
escono fuori dalle tane, come avete presente? Vi ricordate gli animaletti del bosco di Biancaneve? No? Che a un certo punto si vedono prima gli occhietti e poi dopo vengono fuori. C'è ancora un'altra telefonata, mi dicono dalla regia. Va bene, dai, vai con la telefonata. Pronto, chi è là? Pronto? Sì. Sì, buongiorno, mi chiamo Dario, chiamo da Valdobbiadene. Benvenuto. Esco anch'io dalla tana. E vorrei fare un paio di domande al senatore, magari senza che faccia dell'ironia spiccia. Quando abbiamo adottato l'euro, mi può ricordare il senatore chi c'era al governo e da chi era sostenuto quel governo? Un'altra domanda che volevo fare è, abbiamo votato la Lega e è andata al governo assieme ai giallo-verdi cosiddetti, no? Poi abbiamo votato alle europee e la Lega ha raggiunto quasi il 35%. Oh yes. Cavalcando ancora il no euro in Europa, e dopo pochi mesi queste due formazioni ci hanno consegnato a Mario Draghi, cioè la cosa più assurda e ridicola che ci potesse fare. Le due formazioni più anti Mario Draghi che dovevano essere sulla carta ci hanno consegnato a lui. Allora, tutte le volte che Borghi risponde dicendo che le cose non si possono, sono state fatte in tempi rapidissimi, quelle che ci hanno sconvolto la vita, ma non si possono rifare perché le congruenze, tutte queste cose qua, l'Europa ci si metterebbe contro. Ma allora mi spiega che cosa andiamo a votare a fare se avete adottato l'euro nel 2002, toglietelo. Eravate al governo allora, siete al governo adesso, toglietelo. Che problemi ci sono? Non mi venga a dire c'è questo, c'è quell'altro. Quando c'è stato bisogno di adottare misure che ci hanno sconvolto la vita, tanto per fare un esempio, il divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro, perché queste cose con la stessa velocità non si possono rifare in nome del popolo sovrano? Grazie, vi ascolto per radio. Senatore. Vabbè, allora, cominciamo dall'ultimo ovviamente, che è il più, e poi andiamo a ritroso, ecco, sì. No? Dell'ultimo il gentile amico che ha appena chiamato deve leggere il libro, cioè forse quello più pronto, mi sentite? Sì, perfettamente. Ok, perfetto. Deve leggere il libro perché tutto quello che è successo o che è capitato, insomma, in quegli anni in cui c'erano appunto i due partiti che in teoria dovevano essere i più contro l'euro possibile, poi dopo è arrivato Mario Draghi, è descritto per filo e per segno, senza, mi verrebbe da dire, tema di smentita. Insomma, io sono curioso di vedere quando poi uscirà il libro, se ci sarà qualcuno che dirà che quello che ho scritto non è vero, insomma, non è successo. Secondo me è un po' complicato perché in realtà è successo tutto così, e quindi anche le cose, virgolette, un po' riservate, un po' segrete, che sono successe dietro le quinte. Supponiamo quindi, per farla facile, no? un dialogo che può essere successo, e comunque poi magari lo leggerà nei dettagli, no? Dice usciamo dall'euro, e dall'altra parte quelli del Movimento 5 Stelle che dicono no, vediamo un po' se smentiscono, no? Perché insomma poi una delle cose che sono utili da vedere è chi aveva magari davvero intenzione di fare, e chi tuttora magari ha intenzione di cambiare veramente le cose, e chi invece non ha avuto questa intenzione. E dopodiché purtroppo per noi, purtroppo per la Lega, avere il 35% alle elezioni europee significa che avevi il 2% sul 5%, adesso non mi ricordo, di quel Parlamento lì che si veniva ad eleggere.
abbiamo sempre trovato, ahimè, la tempistica sbagliata sulle elezioni, perché sarebbe stato bello e mi piacerebbe, insomma, cimentarmi avendo il 35% nel Parlamento italiano, cioè vale a dire essere in questo momento come è la posizione di Fratelli d'Italia in questa legislatura, oppure del Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura, di poter decidere effettivamente tutto, perché anche quando la Lega è bene descritto quel periodo nei dettagli, quindi tutte le curiosità sono soddisfatte. Quando la Lega è entrata nel governo Draghi, forse qualcuno si ricorda che non è che eravamo noi a tenerlo su quel governo, siamo entrati per evitare di essere ininfluenti e limitare danni maggiori, ma poi è stato un errore, anche quello, cioè è stata una valutazione molto sbagliata e l'abbiamo pagata anche in termini di percentuali, quindi insomma adesso l'abbiamo anche l'abbiamo. Chi non l'aveva capito all'epoca spero che l'abbia capito ormai adesso. E insomma certe posizioni mi sembra che sono state anche portate avanti e ribadite nel congresso mi fanno essere molto speranzoso che anche qualcuno fra di noi che non aveva mica tanto ben capito dove sono stati certi errori nel passato, adesso l'abbia fatro. Per quello che riguarda l'IRPEF, quello riguarda i famosi patti di stabilità, no? Cioè se il nostro amico che è taglieggiato dall'IRPEF sulla sua pensione adesso avesse un cannone sulla spalla, invece potrebbe spendere, no? Quindi certo. Abbiamo un'Unione Europea che per tagliare l'IRPEF e quindi rimettere in circolo questi soldi, perché alla fine questo è, no? Cioè l'aumento della domanda interna, quello di cui parliamo da qualche secolo, che è quello che servirebbe al nostro paese per ricominciare a crescere, lo ottieni o spendendo di più o tassando di meno, non è che si scappa, e in tutti e due i casi sarebbe positivo. In questo caso abbiamo l'Unione Europea che ti dice sì, guarda, se vuoi puoi spendere di più, ma l'unica cosa per cui puoi spendere di più è comprarti un carro armato oppure un missile. E tra parentesi mi verrebbe anche da dire, dopo che ho comprato il missile, abbiamo visto come sono messe le reti elettriche in Spagna, in Portogallo, no? e similari, mi viene qualche dubbio che io, se ho il missile e poi cade la corrente elettrica, forse questo missile non so cosa, lo accendo col fiammifero? Cioè, I radar funzionano con la corrente elettrica. Sai, i radar, ma anche i missili si accendono con la corrente elettrica adesso, mi verrebbe da dire, no? Quindi, insomma, mi sento un pochettino dubbioso sulle nostre priorità, no? Perché se abbiamo un sistema tale per cui rischi di rimanere al buio, poi nella sala di controllo del missile, secondo me, non funziona più di tanto, no? il progetto di lancio per il missile medesimo. E un mio amico oggi mi ha mandato la GIF, no? Quindi l'immaginetta animata sul telefono di Bill il Coyote che accende il missile col fiammifero e il missile salta per aria riducendolo tutto nero, no? Ecco, quindi forse c'è qualcosa che non va nelle priorità della nostra Unione Europea quando dice che sì, è vero, avete ragione, l'austerità è sbagliata, potete spendere qualcosa ma soltanto per i missili, ecco. Quindi questa sarà una delle prime lotte anche interne alla maggioranza che dovremmo affrontare quando si ricomincerà seriamente il lavoro in Parlamento. Per quello che riguarda la nostra amica che subito all'inizio ha detto ma dovete cogliere l'occasione adesso e fare qualcosa, sì, ma ricordiamo che ci possono essere due modi di fare qualcosa cercando di approfittare di ogni opportunità o di possibilità per arrivare all'obiettivo che tutti vogliamo, che è quello di una maggiore indipendenza, di una maggior sovranità, di una maggior libertà, anche rimettendo assieme quello che desidera l'ultimo ascoltatore, quindi anche di una miglior sovranità monetaria. Una cosa è essere pronti e una cosa invece ovviamente è far che, cioè nel senso, se noi diciamo
ma o si fa così o cade il governo? Ecco, cade il governo, cosa gli facciamo? Il regalo alla Schlein? Cioè, io spero che sia chiaro a tutti che questo governo non è perfetto e dobbiamo cercare di portarlo dalla nostra, perché ci sono dentro anche soggetti che sono discretamente euristi, e ognuno pensi a chi vuole. Ma dall'altra parte però bisogna anche stare attenti, nel senso, ci sono delle linee rosse che sappiamo perfettamente quali sono, e che ogni tanto non abbiamo paura di mettere. Si pensi appunto quando c'è stata la votazione per il MES, però bisogna stare attenti, ecco, perché altrimenti il rischio di fare un favore, cioè quello per cui dalla mattina alla sera la signora Schlein, il signor Zan e così via sono lì che pregano ogni mattina, è che loro, che in questo momento sono totalmente fuori gioco, riescano a rientrare, e c'è ancora qualcuno che non vede l'ora che qui in maggioranza si litighi per fare il governo tecnico, magari richiamare pure ancora Draghi, no? e similari. Quindi bisogna stare molto attenti, e questo non significa che si accetta tutto, significa però che la prima cosa da fare è cercare di portare tutti dalla nostra, ecco, senza idee di rompere tutto. E quindi chi vorrebbe che le cose fossero fatte immediatamente, ricordo che ci vuole la maggioranza, e una delle maniere per farle più veloci, cioè uno dice cos'è che ci può aiutare? Beh, molto semplicemente il ragionamento e la richiesta è sempre quella: darci fiducia e andare a votare in ogni occasione, anche se fosse per il comune di Vigiù, anche nel proprio comune dare un segno di crescita della Lega, come per esempio è successo nel comune di Monfalcone, dove c'è stato quel voto incredibile a favore della Lega. Sono cose che aiutano. È ovvio che, per dire, le scorse elezioni europee non ci hanno aiutato, perché è vero che siamo un po' cresciuti, è vero che siamo cresciuti anche grazie all'aiuto di nuovi amici, come per esempio il generale Vannacci, che ha deciso di venire con noi e portarci tanti voti, no? che come è successo in quello europeo. Io ho fatto anch'io il mio, per quanto possibile, anche se ovviamente non era l'obiettivo principale, insomma, no? Prendere e mollare le mie battaglie in Senato, e infatti fortunatamente sono ancora lì, però il risultato è che alla fine, insomma, sono stati altri quelli che sono cresciuti di più, no? Perché magari anche fra di noi c'era qualcuno che pensava a qualche giochetto, no? Invece bisogna dare dei segni, cioè se a un certo punto si vuol far davvero capire che qui in Europa si cambiano le cose, si prende e si dà il 30% alla Lega, e per una volta proviamo a vedere che diamine succede. È ovvio che altrimenti, se uno dice guarda che se no arriverà il partito impero sovrano e militare o quello che è, ho capito, questi partiti ci sono, prendono 0, uno vota questi partiti, gli dà lo 0, e il risultato è che la Lega, che invece poteva essere terzo partito, invece viene superata anche da forze che sono molto più europeiste, e quindi allora a un certo punto uno pensa giustamente che forse i tempi non sono ancora maturi, no? Invece, se vogliamo accelerare la maturazione, il risultato è sempre quello, vale a dire prendere e fare una X sulla scheda. L'attivismo inizia da lì. Molto bene, allora io mi scuso con gli ascoltatori che avevano cercato di intervenire, ma il tempo è tiranno, dobbiamo chiudere. Senatore, grazie. Allora, il libro è Claudio Borghi Aquilini, 20 anni di sovranismo dall'euro a Trump, per Querini e associati, presto in edicola, meglio ancora, presto in libreria, meglio ancora se ci andate di persona. Grazie senatore, a martedì prossimo, e noi ci rivediamo stasera alle 18:05 trattabili con Zoom. Grazie a tutti. Grazie a voi. Avete ascoltato Scuola di Magia.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone.